Buonasera dal W-Eur, siamo qui con Paolo, la finale è finita 1-1 e poi è andata ai calci di rigore, aggiudicata dal Villarreal. Ci può dire un attimo delle sensazioni a caldo dopo questo trionfo? Buonasera, noi eravamo nuovi di questo torneo, è stata una bellissima sensazione, abbiamo trovato contro il PSG una squadra tosta, per cui abbiamo dovuto faticare parecchio per portarla a casa. Siamo riusciti a pareggiarla nei tempi regolamentari e poi i rigori, lo sappiamo, è una roulette, è andata bene così, siamo riusciti a riportarla a casa. Avete sentito tanto la pressione in questa finale oppure già dall'inizio sapevate di potervela giocare? Guarda, noi veniamo da un'altra realtà e abbiamo giocato l'anno passato 3 finali consecutive e le abbiamo vinte tutte e 3. Non abbiamo sentito la pressione della finale, solamente temevamo la squadra avversaria, l'avevamo visti durante la stagione regolare, avevamo pareggiato, avevamo perso con loro, per cui per noi era una partita di vitale importanza. La pressione no, la voglia di vincere, quella sì.